Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Urban Empire. Oggi continueremo la nostra avventura, siamo nel 1852. Allora, vediamo un po'. Intanto in questi ultimi giorni ho dovuto formattare il computer e reinstallare tutto. Ho fatto un backup dei salvataggi di Urban Empire, adesso sto scaricando di nuovo Battlefield 1 perché c'era qualche problema a livello di aggiornamenti, il computer si era bloccato, quindi adesso speriamo che vada tutto per il meglio. Ho reinstallato tutto e continuiamo. Allora, per quanto riguarda la votazione che stavamo, diciamo, mandando avanti, vediamo un po' di ricordarla, è quella che riguarda l'inquinamento dell'acqua. Quindi tanti partiti, diciamo, sono a nostro favore, diciamo quasi tutti, quindi continuiamo a spingere un po' sul partito questo fisiocratico. Anzi, forse non possiamo farlo perché già l'ho fatto in precedenza, quindi attendiamo qualche istante e vediamo che cosa succede, perché questo è il partito democratico, ecco, che abbiamo già convinto. Quello nazionale è direttamente dalla nostra parte, quindi siamo a posto. Facciamoci un altro paio di turni così arriviamo a metà della nostra votazione. Intanto stiamo guadagnando tantissimo a livello mensile, stiamo recuperando sul nostro debito che abbiamo creato per la costruzione del nuovo distretto e della ferrovia. Allora, vediamo come va questa... attenzione, le cose sono cambiate, si sono spostati un po' tutti verso sinistra, quindi allora, partito fisiocratico, è vostro dovere votare sì, e vediamo anche quello democratico. Il futuro della città dipende dalla vostra scelta. Sì, abbiamo 25 votanti a favore, però ci potrebbe essere sempre qualche problema. Allora, andiamo a giugno, votazione di giugno, siamo ancora a posto. Vediamo di spostarlo tutto dalla nostra parte. Ecco qua, quello democratico. Vediamo di esprimere il nostro, come dire, il nostro pensiero sul giornale, e anche loro, ecco qua, cercano di arrivare dalla nostra parte, tutti verso l'approvazione. Vediamo cosa è successo. Un tratto nuovo ricevuto che è stato aggiunto all'interno del nostro profilo. Intanto una missione ce la siamo fatta scappare per ecco, attenzione, l'era cambierà tra 60 mesi, forse arriveremo in una nuova. Allora, vediamo di arrivare da questa parte. Allora, la maggior parte dei cittadini vi approva. Ok, vediamo, è vostro dovere votare sì. Vediamo se possiamo, ormai penso che ci siamo. Andiamo avanti. Sì, questo dovrebbe aumentare molto la salute media di tutta la nostra popolazione. Penso che ci siamo. Allora, un attimo. Allora, diciamo, è stato proposto qualcosa riguardante, vediamo un po', property titles, dovrebbero essere i titoli di proprietà. Vediamo un po', con la presente, diciamo, è stato proposto che alle donne potrebbe essere concesso di mantenere i titoli di proprietà. Tu supporti? Sì, supportiamo. Intanto questa è la proposta che è stata votata, ok? Le donne dovrebbero, diciamo, mantenere le proprietà. Vediamo adesso che cosa succede. Diciamo, gli articoli sul giornale arrivano. Intanto continua a vincere il partito fisiocratico e cerchiamo di tenercelo bene. Allora, la votazione per la nostra, diciamo, per il nostro inquinamento dell'acqua inizierà adesso, e la vittoria era già certa da parecchi mesi e tutto il consiglio, diciamo, ha votato a favore, quindi abbiamo guadagnato sicuramente punti riguardanti l'ambiente, quindi potete vedere più 4 punti per tutti i cittadini, riguardante ovviamente l'effetto di un bonus all'ambiente fisico, al servizio dell'ambiente. E ovviamente abbiamo aggiunto una produzione maggiore di diciamo lampadine, ovvero i nostri punti di ricerca per quanto riguarda la Railway Station. Eccola qui. Quindi una scelta positiva. È la fine dell'inquinamento dell'acqua. Diciamo, il nostro concilio imperiale ha approvato una serie di editti che ovviamente mettono spalle al muro l'inquinamento e sicuramente aiutano molto a rendere l'acqua pura, quindi possiamo essere soddisfatti. Andiamo nella nostra cittadina. Ecco, potete vedere gli alberelli che escono fuori dalle case. Allora, questo riguarda invece la votazione affinché le donne posseggano una proprietà o varie proprietà. Allora, il partito fisiocratico, che è quello che conta sempre il maggior numero di membri, vediamo di continuare. Mi devo ricordare che non posso tornare indietro. Allora, portiamolo un po' più avanti. Vediamo di portare anche quello nazionale, che si è comportato bene negli ultimi mesi. Perfetto. E anche quello democratico penso che
riesce a vedere bene il lato positivo della cosa. Quindi andiamo avanti. Per 2, per 4. Il debito pubblico sta diminuendo esponenzialmente, quindi possiamo... Ah, stiamo finendo anche la ricerca, i diritti dell'uomo. Perfetto. I have always claimed Americans didn't want a drink as bad as they wanted the right to take a drink, if they did happen to want one. Allora, mi dovevo ricordare di tradurre queste frasi, però da quello che leggo, questi due editti riducono il divertimento, ma aumentano la sicurezza e la vita sociale. C'è la scuola, la vocational school, che provvede a una educazione maggiorata. Vediamo questo, un editto che riduce un ammontare di soldi per i cittadini, ma aumenta il divertimento. Vediamo questo, un editto che aumenta la sicurezza, diminuisce il divertimento, la vita sociale e la crescita personale. Questo, vediamo un po'. Diamond Workshops Pay to Citizens. Questo lo devo controllare meglio, però diciamo qualcuno potrebbe aiutarci per migliorare la sicurezza della nostra città, che è veramente messa in crisi. Potete vedere che è l'unico valore insieme alla salute che va sotto lo 0, insieme, ovviamente in maniera molto più decisa rispetto agli altri. Allora, abbiamo finito la sanità, i diritti dell'uomo, potremmo procedere verso sinistra, però vediamo un po' nell'era numero 2, già potremmo gettarci immediatamente, però attenzione che occorrerebbero davvero tanti turni, 116 turni. Vediamo se ancora nella prima era possiamo finire qualcosa. Ecco, con 77 turni possiamo finire il processo industriale. Eccolo qua, che ci serviva per sbloccare vari indicatori all'interno della zona delle densità. E vediamo un pochettino la fotografia, dobbiamo ancora terminarla e ovviamente migliora le vendite in certe industrie. Quindi iniziamo la ricerca e dopo vediamo. Ok, andiamo avanti. Allora, vediamo come vanno. Il Partito Nazionale si è appellato a quello democratico. Sta succedendo qualcosa, ma penso che vada tutto per il meglio. Possiamo dare solo una piccola spintarella a questi. Il Partito Fisiocratico che rappresenta la maggior parte dei cittadini, quindi va bene. Stiamo procedendo. Intanto c'è una grande domanda commerciale, una bassa domanda industriale, magari un nuovo distretto sarà commerciale. C'è qualcosa di strano. Il Partito Fisiocratico si lamenta che il Partito Democratico Libero è, diciamo, non è molto fiducioso. Qual è la tua risposta? Vediamo un po'. Anche io trovo il Partito Democratico, diciamo, minaccioso. Può essere, ma minaccioso no. Vediamo di essere, diciamo, come dire, neutrali, perché ci hanno anche aiutato a volte. Hanno votato anche dalla nostra parte, quindi non denigriamoli, diciamo. Ok, andiamo avanti. Per 2 l'era cambierà in 12 mesi, perfetto. Vediamo cosa ci aspetta. Intanto la votazione ormai è dalla nostra parte. Andiamo avanti, City View, vediamo di procedere. Ok, ecco, mancano solo appena, ecco, stiamo quasi per azzerare. Ecco, siamo addirittura al di sopra del nostro bilancio. Tutto il nostro consiglio penso che ormai è arrivato al termine. Ok, avanti, vediamo di approvare quest'ultima legge. Ecco qua, inizia la votazione. Partito Fisiocratico sta votando, Nazionale Democratico. Ok, vai. Ormai la vittoria è in tasca e come potete vedere la richiesta per la vita sociale è aumentata e soprattutto anche la ricerca. Eccolo qua. Perfetto, 8 punti per via delle donne che grazie alla nostra nuova legge si sono, diciamo, evolute, quindi rispetto a un paio di anni fa. Usciamo e come potete vedere la legge permette alle donne di possedere le proprietà ed è passata ovviamente la legge. Ok, allora stiamo raccogliendo adesso un bel po' di soldi, paura del buio, vediamo che dice. Ci sono problemi, i residenti hanno paura di camminare nelle strade la notte. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare le pattuglie di polizia pesantemente e infatti lo dobbiamo fare. E adesso... Nationalist revolutions sweep across Europe. Calls for representation, freedom of press and abandonment of multicultural empires echo through the streets from Paris to Vienna. Perfetto, è finita a quanto pare la prima era, inizio della seconda era e arriva il nostro secondo personaggio con nuovi tratti.
Sicuramente alcuni li ha ereditati da quello precedente, ma penso che sia lo stesso, solo che si è evoluto, non lo so. Ah no, deve essere il successivo. Bene, allora, vediamo di procedere e andare avanti. Secondo personaggio, vediamo, voted in, cos'è questo? Ah, ci sono a quanto pare nuovi partiti, perfetto. Quando il mondo trasforma, lo stesso accade a quelle persone e ai loro ovviamente rappresentanti. Probabilmente all'inizio della nuova era i cittadini avevano bisogno di crescita e ci sono cambiamenti che loro potevano votare. Ma vediamo di andare avanti, vediamo cosa succede. A quanto pare sono aumentate i nostri valori per quanto riguarda le varie richieste, quindi ritorniamo al gioco. A quanto ho capito i partiti sono cambiati, vediamo se è vero. Sì, infatti si sono andati a modificare, si è aggiunto un nuovo partito, quindi come le ere cambiano anche i loro rappresentanti, come ha detto il nostro testo, e ci sono quindi nuove richieste pronte. Quindi c'è un nuovo partito che è il vecchio partito Suelerian, e c'è addirittura il partito giovane dello Suelerian. Si sono divisi, quindi il partito nazionale, il partito fisiocratico è rimasto sempre lo stesso, però questa volta con 14 membri, l'altro democratico con 16, e qui 16 e 15, quindi adesso le decisioni diverranno un po' più difficili, perché il partito nazionale, che era tutto dalla nostra parte, si è diviso in due parti: quello giovane, che è neutrale, e quello anche vecchio, che è pure neutrale. Quindi uno è di destra e l'altro è, come potete vedere, di sinistra. Quindi attenzione, che adesso abbiamo 4 partiti. L'Old Swearian Party dovrebbe essere il partito nazionale vero e proprio, che conta la maggior parte, vediamo un po', nobili, eccoli qua, elite, mentre l'altro, ah no, anche, quindi si è proprio diviso in 2 categorie, quindi attenzione alle prossime votazioni che potrebbero essere differenti. Allora, arrivato a questo punto, che cosa è successo? Tu sei Dougal Kilcan, non il figlio del vecchio Connor, quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione a livello anche di personaggio. Il tuo padre ha governato con successo dalle fondazioni, adesso tu devi seguire sicuramente le sue impronte. Allora, essendo il primo nella famiglia a ricevere una laurea universitaria, tu guardi indietro al duro lavoro che tuo padre ha fatto, e qual è quindi la più grande lezione che puoi imparare da lui? Il duro lavoro, la persistenza, l'integrità, il duro lavoro sicuramente. Questo ci fa guadagnare vari tratti per quanto riguarda l'onestà, l'ottimismo e il populismo. Quindi prendendo ovviamente seguendo le orme dei nostri antenati. C'è una leggera insoddisfazione, secondo me, per via anche della criminalità che serpeggia nelle nostre strade. Dobbiamo modificare il distretto e inserire magari a Thornton qualcosa di diverso, per esempio un servizio che è la stazione di polizia, che costa $600.000. Vediamo dollari, quello che sono, vediamo dove la possiamo mettere. La mettiamo qua, in modo tale da abbassare un po' la crescita industriale, andare a coprire un po' tutto. Ecco, questo. Mettiamola però. No, perché non l'ha messa? Seleziona, stazione di polizia. Perfetto. Allora, stazione di polizia, optimal range più 4, sì, va a coprire una buona parte. Magari quando ci spanderemo verso l'alto, no, aspetta, ma io la volevo mettere in un punto migliore. Qua, guardate che bella, va a coprire tutto. Perché non la possiamo mettere? Qua. Addirittura, è che io volevo ridurre le industrie più che altro. Vediamo qui. Ma si deve mettere, ecco, in orizzontale. Ma deve decidere lui, lì per forza. Vediamo, allora, i costi sono di $600.000, quindi forse dobbiamo appellarci al partito, perché vediamo un po'. I nostri fondi personali sono $300.000, ce ne mancano altri 300.000, ce ne vuole. Forse è meglio aspettare un po', perché è meglio raccogliere un po' di soldi. Sì, questi sono i soldi della città, è meglio aspettare. Tanto, ecco, c'è il nuovo processo del metallo. Sì,
Inspection only quality. Ecco, dobbiamo sicuramente inviare squadre di sicurezza affinché solo fornaci di qualità vengano realizzate. Ovviamente vengono ridotti i prodotti chimici e l'industria metallurgica, però guadagniamo punti di salute. Allora, io sto iniziando a raccogliere un po' di soldi per fare questa stazione di polizia. Il partito giovane, Swearingen Party, sicuramente il suo capo, un'intervista nel giornale. No, va bene, chiamalo. Come reagisci? Phrases your character in an experience interview. Quindi ha parlato di noi in una chiamalo. Vediamo quali sono le nostre clinical meno gullible. Dobbiamo fare cosa? Ignora tutti i suoi amici. Sì, proviamo questo. Ok, abbiamo non mi ricordo che vuol dire sempre praise. Me lo devo scrivere di cercarlo. Comunque, andiamo avanti. 1861. Vero, dovevamo costruire quindi qualcosa a livello di commerciale. Ecco, finalmente. Allora, ancora il Partito Fisiocratico vince le elezioni. Comunque c'è un supporto in città che sta aumentando linearmente, diciamo. Il Partito Fisiocratico ci segue in maniera My point has always diretta, been that finalmente. ever since the Industrial Revolution, science fiction has been the most important genre there is. Ok, vediamo di terminare anche la fotografia per sbloccare quindi il fotografo e il negozio quindi di mobili insieme al teatro, che possono essere importanti poi per lanciarci nella seconda era. Ok, abbiamo sbloccato più opzioni per le modifiche del distretto. Questo è un ottimo periodo per modificare uno degli esistenti distretti. Lo selezioniamo, modifichiamo il distretto. La densità significa quanto in maniera di densità il distretto sarà costruito. Sì, ma questo già lo conosciamo. L'alta densità significa poco spazio libero, la bassa densità è tutto quello che abbiamo già visto. Ok, sì, ma va bene, facciamo così, diminuiamo un po' l'area industriale, aumentiamo un po' quella commerciale e confermiamo. Addirittura possiamo introdurre gli acquedotti, ecco qua, water pipe, che aumentano sicuramente i costi, però migliorano la salute. Questo lo dobbiamo fare. Guardate però quanto costa, $750.000. No, dobbiamo fare prima la stazione di polizia che sia a -8. Quindi niente acqua potabile al momento. Continuiamo con il mare e il fiume che abbiamo qua accanto. Vediamo. Sì, basta così. I servizi adesso appena... Ecco, abbiamo $558.000 della città. Vediamo se possono prestarceli. Allora, proviamo a fare questo distretto che poi, eccolo. Vediamo se ci sono altri punti. Ecco, qua a quanto ho capito non si può mettere. Qua si può mettere però. Perché? Diceva che è verde. Perché non si può mettere? Io non lo capisco. Qua? L'unico punto era questo qua. Dov'era? Qua? Oh. Ok, e 20.000 al mese. Sì, ragazzi, dobbiamo provarci perché la stazione di polizia è molto importante. Quindi proviamo a confermare. Allora, costa 600.000. Non ce li abbiamo, però dobbiamo trovarli, perché i siti income sono 130.000 e le spese... Abbiamo un budget di 16.000. Andremo a sforare solo di $1.000. Come dobbiamo fare? Aspettate, prima facciamo una cosa, aspetta. Come si fa a cancellare? Allora, demoliamo un attimo il servizio. Vediamo se confermando adesso così, addirittura usando i nostri fondi personali, costruendo qualche negozio in più e diminuendo quindi le industrie. Vediamo. Aspettate. Ecco. Ho diminuito le industrie e ho aumentato la capacità delle nostre zone commerciali. Ma io l'ho fatto, no? Modifica distretto 30. Diminuiamola ancora un po' e aumentiamo la zona commerciale. Vai. 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 Proponi. Usa fondi personali. Ok, abbiamo buttato giù qualche altra industria. Vediamo di costruire. Questi sono cosa? Ecco, negozi. Perfetto. Ancora 2 domanda. E cosa devo fare? Aspettate. Intanto con la presente ho proposto che vediamo un po' la cruelty legislation be enacted. Vediamo un po'. Ecco, ci sono
leggi di protezione per quanto riguardano gli animali che stanno per essere mandati in consiglio. Allora, le leggi con la protezione ovviamente degli animali, vediamo di supportarle. Perfetto, e vediamo come va avanti questa proposta.